Benvenuti amici di mattoscacco.com. In questo nuovo video oggi andremo a vedere una partita eccezionale giocata dal sesto giocatore più forte al mondo di scacchi. Sto parlando di Grischuk, che al momento di questa partita aveva 2669 punti poiché risale nel 2001. Il suo avversario è un super gran maestro da 2719 punti elo. Andiamo a vedere questa partita che io reputo sia una delle sue più belle mai giocate. E 4 e 6 difesa francese, di 4, di 5 e 5, quindi la struttura pedonale si è praticamente delineata da parte del bianco e si è delineata anche quella del nero. Guarda qui che bellissima catena che si è venuta a formare per il bianco. In questo tipo di struttura il nero cercherà di minare la base di questa struttura di pedoni in modo tale da indebolirla, poiché così è veramente tanto forte. Quindi cercherà di piazzare tutti i suoi pezzi in modo tale da puntare su questa catena di pedoni. Già cavallo C6 in effetti va già a puntare su questi pedoni. Cavallo F3 per sorreggere ulteriormente i propri pedoni. E ora arriva una continuazione un po' insolita, no? Solitamente vediamo giocare cavallo G7 e invece cavallo H6. Sembra una mossa veramente da principiante, anche perché il computer stesso consiglia la cattura di questo cavallo, ma dietro questa mossa, che sembra assurda, ti ricordo che c'è un giocatore da 2700 e passa punti, quindi sa bene che cosa vuole fare, e in effetti non aggiungo parole perché fra poco vediamo che cosa succede. Alfiere di 3, cattura di pedoni, ecco che il nero va a distruggere questa catena pedonale, cattura del cavallo e ci ritroviamo dopo questi cambi in questa posizione. Ora torniamo un attimino indietro. È chiaro che il nero qui ha distrutto la struttura del proprio arrocco, ha messo questi due pedoni doppiati che sono bruttissimi e debolissimi, ma è anche vero che in questo tipo di struttura dove il bianco aveva tutti i pedoni su case scure, il nero ha fatto di tutto per eliminare questo fortissimo alfiere in C1 camposcuro. Al costo di impedonarsi due pedoni, il nero ha voluto sbarazzarsi di quell'alfiere camposcuro che sarebbe stato molto forte e avrebbe avuto un ruolo difensivo importante. In più si è aperta la colonna G per questa fantastica torre e il bianco non credo proprio che farà un arrocco lungo vista la struttura pedonale, farà un arrocco corto, quindi il nero potrà avere iniziativa sull'ala di re. Ma andiamo avanti, abbiamo detto che il bianco qui cattura e ora ci sono le tipiche manovre come donna B6, dove da B6 si attacca sia su D4 che su B2. E andiamo a vedere un po' cosa succede. Il nero gioca alfiere D7 prima di giocare donna B6, cavallo C3, anche questa mossa di routine, donna B6. Finalmente la donna ora attacca contemporaneamente questi due pedoni. Serve una difesa solida. Che difesa trova Grischuk? Trova alfiere B5. Alfiere B5 difende in realtà B2 poiché l'alfiere fa da scudo su questo pedone e allo stesso tempo togliendosi ha aperto la difesa alla donna su questo pedone di 4, quindi ottima mossa. E qui il nero decide di giocare torre G8 con l'idea di attaccare questo pedone e costringere il bianco a prendere provvedimenti. Che cosa sarebbe accaduto su A6? Semplicemente eseguiva il cambio, e ora bisognava assolutamente prendersi cura di questo pedone, come per esempio donna C2, donna D2, eccetera eccetera. Ma la partita non è andata così, abbiamo detto. Il nero gioca torre G8 per puntare su questo pedone. Qui arrocco. E ora attenzione, fai bene attenzione. Il nero ha questa possibilità di fare un attacco di scoperta. Vedi che l'alfiere nero punta sull'alfiere bianco, solo che c'è di mezzo il cavallo. Quindi il nero trova questo tatticismo, cavallo per E5, per catturare l'alfiere. Attenzione, attenzione. Questa mossa alfiere per D7 scacco non funziona perché
il nero ha la possibilità di ritornare col cavallo, quindi purtroppo ahimè non funziona. La partita continuò con cavallo per E5, alfiere per B5 e ora attenzione, guardiamo un pochettino la struttura pedonale, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedoni per il bianco e 3, 4, 5, 6, 7 pedoni per il nero, senza contare che però questi due pedoni forse messi insieme ne valgono uno, quindi la posizione è pari, ma il bianco ha tanta attività. Che mossa vorresti giocare adesso con il bianco? Ti lascio 10 secondi per pensarci. La mossa che viene giocata dal sesto giocatore più forte al mondo di scacchi è Donna H5. Ops. Donna H5 con l'idea di attaccare F7 supportato dal cavallo. Il nero deve trovare una difesa, decide di difendersi con torre G7. Attenzione che ora il bianco dispone di forti possibilità di attacco. Torre in F va in E1. Questa torre si mette sulla stessa colonna del re avversario in modo tale da iniziare a fare una pressione a raggi X, si chiama, quindi non una pressione diretta ma da dietro le vie, anche perché se ci saranno sacrifici ci sarà questa torre a supportarli. Il nero, ignaro di cosa possa mai accadere, gioca torre di 8. Attenzione, voglio farti vedere questa cosa perché tutto ciò che arriva adesso nasce da questa cosa. Vedi, la donna tranquillamente difende la torre e in più la torre è difesa anche dal re. Ci sei? Mi segui? Ok. Guarda che cosa si inventa Grisciuk, guarda. Prima di fare eventuali sacrifici, poiché il suo scopo è quello di sacrificare su F7, si potrebbe giocare anche subito, ma prima decide di deviare la donna dal controllo della torre. Ok, ora la donna è fuori dal controllo della torre. Adesso partono una serie di sacrifici. Cavallo per F7. Il pedone 6 è diventato debole, può essere preso con la torre. Torre per F7, questa torre tra l'altro è inchiodata poiché c'è la donna. Torre per E6 e qui il nero abbandona. Vediamo un pochettino come poteva continuare la partita. Per esempio, non è che c'è tanta chance. Se si va con il re in D7 si perde strasubito grazie a questa. Il re poi deve andare probabilmente in C8 e abbiamo questo. Insomma, è strapersa questa, ma veramente strapersa. La difesa forse più tenace è data dall'alfiere in E7. Alfiere in E7 e adesso che cosa succede? Scommetto che ti viene tanta voglia di raddoppiare le torri. E in effetti è buona come mossa, ma c'è bisogno di una mossa più istantanea. Sacrificio di torre su E7, ovviamente la torre non può catturare poiché è inchiodata, costringe il nero a venire fuori. Attenzione, il nero ha una torre in più ma il bianco ha grande iniziativa. Torre per E1, il re si deve spostare, può andare essenzialmente in D6 o F8, sembra più sicura. F8, donna per H6 scacco, il re qui non può andare perché c'è la torre, qui non può andare perché c'è la donna, unica casa di fuga è re G8, donna G5, guarda che bellissimo attacco doppio, il re è costretto a scappare, dove F8, H8, donna per torre, re G7, torre E8 e qui l'attacco si va veramente forte. Se per esempio su torre 1 il re anziché andare in F8 va in D6, intanto si fa un bellissimo donna per F7, si lascia la possibilità di una mossa non forzata al nero, il nero cerca di cambiare le donne, ma donna F6, tutte queste case sono minate per il re, ovviamente anche queste, che lo costringono ad andare in C7, ma su C7 si becca la bella inchiodatura di torre. Insomma, la situazione era così brutta che il nero ha deciso di abbandonare prima che la partita potesse continuare in questo modo. Bene, spero che questa partita ti sia piaciuta, a me piace da morire, ogni tanto me la riguardo per prendere spunto, per cercare di migliorare anche il mio attacco. Bene,
Come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e noi ci vediamo domani sempre su questo canale YouTube con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!